Mister, a 3 partite alla fine del campionato si incontra il Trento, una squadra che insomma non vince dall'inizio di marzo, però insomma temibile. Sì, no, una squadra che all'inizio dell'anno partiva per l'obiettivo dei playoff, una squadra che poi dopo che ha cambiato allenatore ha avuto, se non sbaglio, 5 vittorie di fila. Adesso hanno bisogno di far punti per centrare il loro obiettivo, altrettanto noi per centrare il nostro obiettivo dobbiamo cercare di vincere. Come dovrà comportarsi il Padova domani e soprattutto come sta la squadra, come vi siete allenati questa settimana? Ma la squadra sta bene, poi dopo una vittoria si sta sempre bene. Dobbiamo comportarci, giocare con concentrazione e determinazione, perché per loro è una partita fondamentale per la salvezza, ma altrettanto deve essere per noi. Dobbiamo avere la stessa mentalità loro, giocare a grande ritmo e grande aggressività. Senta, mister, dove si farà la differenza in questa partita? Sarà fondamentale tenerli al centrocampo oppure sempre occhi puntati sulla difesa che non dovrà sbagliare nulla? Ma è fondamentale non sbagliare in fase difensiva, ma altrettanto poi in quella offensiva, perché ultimamente creiamo diverse occasioni da gol, come a Renate abbiamo sbagliato tanto, e anche lì in quell'occasione abbiamo sbagliato in fase difensiva e siamo stati puniti, quindi ci vuole in questo momento massima attenzione, perché non ci possiamo più permettere errori. Sono 3 partite per cercare di fare più punti possibile per migliorare la nostra posizione, ma soprattutto fondamentale centrare poi la matematica per i playoff. Da un punto di vista della formazione vedremo qualcosa, cambierà qualcosa in campo, invece ci sono le solite certezze? Sì, qualcosa sì, quello che ho fatto vedere durante la settimana e soprattutto poi quello che mi ha fatto vedere domenica, quindi qualcosa sia a centrocampo che in attacco penso di cambiare. Incluso Desi, che può essere impiegato dal primo minuto. Sì, sta bene, si è ripreso, ha fatto un ottimo secondo tempo domenica, quindi serve anche la sua esperienza e la sua qualità. Il centrocampo Vasic, Radressa e Punto Desi potrebbe funzionare bene, no? Alla fine. Sì, ha funzionato domenica, potrebbe funzionare sì, abbiamo qualità, palleggio, abbiamo corsa, esperienza, quindi senz'altro. Poi c'è anche Jelenic, c'è Cretella che ha fatto bene quando è entrato domenica, quindi poi ho a disposizione valide alternative sia in attacco che a centrocampo. Sono tutti bene a parte Ceravolo? A parte Ceravolo sì, per fortuna oggi non è successo nulla. E vabbè, Gasbar è fortunato. Kirwan va con la primavera alla fine? No, ecco, la novità lo porto con noi. Ah, ok. Come mai? Così inizia a stare in gruppo e quindi sta bene. Non lo mandiamo in primavera perché la primavera gioca sul sintetico e preferisco evitare i giochi sul sintetico perché può creare sicuramente dei problemi al ginocchio, quindi sta allenando bene. Io penso che la prossima settimana spero che possa essere disponibile anche per giocare eventualmente qualche spezzone di gara. Domani viene solo per respirare un po' l'aria della primavera? Viene sì, poi se dovessi aver bisogno lo butto dentro, non è un problema, anche perché se deve fare magari 10 minuti o 20 minuti, visto che si è allenato fino adesso, però vorrei portarlo più che altro alla condizione alla prossima con Lecco in casa. E dicevi quindi Belli recuperato? Belli Sì, Belli sì. La sua 50esima partita. Sì. Ok. Questa settimana che abbiamo sentito hai strigliato un po' i giocatori a metà settimana e c'erano anche tifosi presenti qui che ti hanno sentito abbastanza carico, li hai riportati un po' alla... Sì, no, perché lo sanno, io pretendo la massima concentrazione una volta che inizia l'allenamento perché è fondamentale. Poi in questo momento del campionato, della stagione,
diventa decisivo, concentrazione, la fame, anche un po' di veleno che bisogna avere in queste partite qui, perché comunque giochiamo con tutte squadre che hanno obiettivi come il nostro, e quindi dobbiamo andare a Trento con la massima concentrazione. Non voglio cali di tensione, anche perché siamo una squadra come anche a gara, e durante la gara dei cali di tensione rischiamo poi di compromettere le partite, quindi è fondamentale anche in prospettiva questa concentrazione, e parte tutto dall'allenamento. Poi alla fine, come ti alleni così giochi. Se sei distratto in allenamento poi purtroppo lo riporti anche in partita. Realisticamente si può pensare di andare a prendere il Vicenza, fermo restando poi che il Vicenza giocherà la finale di Coppa martedì di ritorno, oppure il Lecco, c'è 8 punti dal Lecco che adesso forse sono troppi anche se c'è lo scontro diretto, oppure... Lecco penso che sono troppi. Troppi secondo te? Penso di sì, però pensiamo a una partita alla volta, come ho fatto da sempre da quando sono arrivato qui. Noi in questo momento mi piacerebbe centrare l'obiettivo intanto di vincere la seconda partita, che a me non è mai successo, e soprattutto fondamentale è quello di centrare matematicamente l'obiettivo dei playoff, perché qui basta perdere una partita e ti ritrovi giù, vincere una partita e ti ritrovi su. Il nostro obiettivo è quindi concentrarsi su una partita alla volta e cercare di farla nostra a Trento, quello deve essere l'obiettivo, ma noi dobbiamo cercare poi la matematica, perché ancora non è deciso nulla in queste 3 partite. Ieri la Juve ha vinto, è un punto sotto di noi, siamo lì, è ancora tutto da giocare, ma questo l'avevo anche detto le settimane scorse, quindi quando abbiamo perso a Renate, infatti eravamo decimi se non sbaglio, quindi poi vincendo siamo adesso settimi, ma così c'è una bella corsa da parte di tutti per l'obiettivo dei playoff. Anche perché onestamente tra quinto, sesto e settimo posto cambia veramente poco. Il vantaggio relativo, incontri le avversarie del girone, la decima, la nona. Diciamo che cambia, forse se arriviamo giochi in casa tu le 2 partite, sì lo so, però le due partite, se arrivi sesto, se non sbaglio, sesto giochi giocarle entrambe in casa e c'hai due risultati su 3, è un vantaggio, è un grande vantaggio, penso, se arrivi sesto. Tra quinto, sesto e settimo però cambia poco. Giochi in casa, cambia solo l'avversario. Sì, però cambia che tu giochi, se arrivi sesto, giochi due partite in casa e c'hai 2 risultati su 3, quindi vuol dire tanto, per poi arrivare ai nazionali. Lì poi ai nazionali poi lì si equilibra tutto, perché lì a quel punto ai nazionali è andata e ritorno. Sì, okay, ma per me si azzera, io penso che entriamo nei playoff, poi si azzera tutto, cambia tutto, io sono convinto che cambia la testa dei ragazzi, motivazione, poi fisicamente se stai bene è un vantaggio. Lì dopo non ci sono, credo, favoriti, anche se poi ci sono squadre sulla carta che hanno speso tanto e hanno ottime rose, però io credo che cambia veramente tutto. Grazie mister. Grazie. Grazie.